Buongiorno a tutti, io sono Luigi Lazzaro, Presidente regionale di Legambiente. Abbiamo il piacere di presentare 2 giorni dopo l'uscita nazionale venuta a Roma, appunto 2 giorni fa, del rapporto Ecomafie 2012, anche qui a Venezia, in quanto questa amministrazione ha attivato un osservatorio ambiente e legalità insieme al Protezione Legambiente, allargato la collaborazione dei soggetti che si occupano dal punto di vista appunto di vita associativa, istituzionale, e con la collaborazione, crediamo, sempre più stringente con le forze dell'ordine, di cercare di comunicare per quanto ci riguarda come associazione il fenomeno dell'illegalità ambientale, che ogni anno appunto attraverso il rapporto Ecomafie comunichiamo con dati numeri e anche con casi, insomma, che capitano, che le forze dell'ordine scovano e indagano, insomma, su questo territorio come in tutta Italia. Il Veneto sta sempre più, come dire, dimostrandosi un territorio purtroppo soggetto anche a criminalità organizzate che cercano di infiltrarsi anche in questi territori. Noi vorremmo cercare di rendere sempre più evidente questo aspetto, che non è solo prerogativa di altre regioni d'Italia ma anche del nord, e per farlo lo vogliamo, insomma, fare comunicandolo attraverso i dati dell'osservatorio, ma anche attraverso i ragionamenti come questo convegno, che per noi è primo, vuole essere un'introduzione che da qui in avanti possa diventare un po' più presente in questa città come in tutto il Veneto, rispetto ai temi dell'ecomafia e come poter organizzarsi come società civile, come soggetti istituzionali, trovando delle reti di relazioni per arginare fenomeni di criminalità contro l'ambiente. Io ho piacere, insomma, di avere a mia destra Antonio Pergolizzi, che è il coordinatore dell'Osservatorio Nazionale dell'Ambiente, che poi coordinerà la prima sessione, che vedrà appunto la relazione del rapporto 2012 e gli interventi delle forze dell'ordine. Prima di tutto, però, in attesa anche dell'assessore all'ambiente per i saluti, darei la parola all'assessore provinciale Paolo Della Vecchia, che abbiamo il piacere di ospitare, il quale ci saluterà, ci dirà cosa fa la provincia in questo settore.